Benvenuto. La parola ad Anna Rita Sararis, presidente della Lleida. Allora, noi ci siamo ritrovati qui stasera perché siamo stanchi seriamente di segnalare a vuoto alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e a chi di dovere. Anche stasera abbiamo chiamato più volte i vigili, non hanno mai risposto, abbiamo chiamato i Carabinieri, mi hanno risposto che se non c'è una rissa in atto non potevano intervenire. Ho dovuto chiedere l'intervento del prefetto, a quanto pare dovrebbero arrivare adesso i Carabinieri. Qui la situazione si è fatta abbastanza calda perché praticamente questo cane è tutto il giorno in giro e ha ucciso anche oggi ulteriori gatti. Il proprietario dice che risolve lui sparando il cane. Qui siamo tutti testimoni di questa situazione, quindi io domani ho un incontro anche con la Polizia Ambientale a Cagliari, quindi riferirò anche di questo. E naturalmente in seguito anche alle loro testimonianze andrà tutta la Procura della Repubblica, perché è veramente inammissibile che ci si debba rivolgere sempre al prefetto per far intervenire le forze dell'ordine e fare quello che la legge stabilisce, e soprattutto alla Procura della Repubblica per ottenere quello che si dovrebbe ottenere tranquillamente. Ho chiesto il sequestro del cane il 21 dicembre, anche attraverso le vostre pagine è stata riportata la notizia. Il cane è sempre qui perché i vigili vengono la mattina, controllano il chip e arrivederci e grazie. Questo cane, come vanno via i vigili, è libero di girare tranquillamente e di ammazzare i gatti. L'unica soluzione è il sequestro del cane, prima che succeda qualcosa di grave. So se vuoi sentire anche qualcuno di loro, ci sono persone che sono state aggredite. Qualcuno? Volete dare una testimonianza? Allora, possiamo iniziare così.